Amici sportivi, un buon pomeriggio dallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, 28esima giornata in Serie B, il campionato riprende dopo la sosta, è la nona del girone di ritorno e va in scena qui al Penzo, Isola di Sant'Elena, un derby davvero tutto da seguire, molto interessante. Il Venezia ospita infatti il Treviso, riceve un Treviso che è reduce da una grande vittoria contro l'Ancona, inquadrato l'arbitro che, come avete letto, è il signor Rossi di Ciampino, in pratica Roma. Un Treviso che si è riportato nelle zone medio-alte della classifica, quota 37, il Venezia invece nelle zone alte c'è sempre stato fin dall'inizio del torneo ed è lanciatissimo verso la Serie A, secondo posto in classifica per la squadra di Novellino con 50 punti, il Treviso invece segue al settimo posto con 37 punti, in teoria potrebbe anche essere in corsa per la Serie A, ma questa parola, Serie a Treviso non la vogliono proprio sentire, l'obiettivo, come giustamente ripete sempre Bellotto, è la salvezza, una salvezza distante ben 10 punti, o meglio 10 punti separano il Treviso dalla zona retrocessione, quindi un Treviso in campo con Mondini, Adami, Di Bari, Susic, Margiotta, De Poli, Boscolo, Pasa, Bonavina, Clementi e come anche annunciato alla vigilia Bortoluzzi dovrebbe fare da spalla a Clementi che è l'unica punta in quanto ci sono parecchie assenze nel Treviso, in panchina nel Venezia, Bandieri, Ballarin, Bresciani, Zironelli, Cento, Polesel, Gioacchini, scusate, l'allenatore ovviamente Walter Novellino. Tutto è pronto per l'inizio del match, la palla è del Venezia e nella panchina del Treviso siedono Ramon, Maino, Rossi, Gobbato, Soncin, Pradella e Ardenghi. Pradella che ha segnato 2 reti nell'ultima partita vinta dal Treviso sull'Ancona, una doppietta fenomenale in un certo senso perché Pradella, come sapete, è vicino addirittura ai 40 anni, 38 anni per Loris Pradella, pronto ad entrare in caso di necessità. Ora il Treviso che manovra al centro del campo, il Venezia, dicevamo, lanciatissimo verso la massima serie, arriva da una vittoria magari anche non pensata, nel senso che il Venezia puntava al pareggio sul campo del Verona, invece un successo per 1-0 con rete di Lupi, mentre vediamo inquadrato Bortoluzzi, l'ex della partita, che ha vestito la maglia del Venezia e forse anche per questo Bellotto lo ha voluto schierare fin dall'inizio. Intanto Margiotta, Boscolo in profondità, il pallone non riesce ad essere controllato da Bortoluzzi, il Venezia ha vinto dopo alcuni pareggi. A posizione regolare il intervento di Pasa in scivolata per il calcio d'angolo del Venezia. 42, anzi 43 minuti ormai, tra qualche secondo, 2 minuti dunque al termine del 90esimo, Pasa vorrebbe il rinvio, invece l'arbitro ha deciso per il calcio d'angolo. Bresciani in mezzo all'area, di testa la difesa del Treviso riesce a respingere, si sono accesi anche i riflettori e poi Mondini subisce anche un brutto colpo, ma riesce. Il derby si concluderà con questo risultato. Ha avuto importanti indicazioni dai suoi ragazzi, nonostante le assenze la squadra si è comportata molto bene contro una delle formazioni più forti della Serie B, forse in questo momento la più forte. 4 minuti intanto di recupero, la più forte dopo la Salernitana, anche il Cagliari che ieri ha perso a Salerno 1-0, ha giocato una partita piuttosto brutta, dimostrando di essere in una fase piuttosto difficile, anche se il vantaggio del Cagliari dovrebbe permettere alla squadra sarda di raggiungere la Serie A senza troppi problemi, mentre il Venezia con un pareggio contro il Treviso può così mettere insieme un altro punticino ai 50 già conquistati e avvicinarsi ulteriormente alla Serie A, anche se, chiaro, i tifosi vorrebbero vedere la loro squadra sempre vincente, mentre arriva un rimprovero anche piuttosto amichevole di Rossi per
Gianfranco Bellotto. Intanto Luppi cambia tutto, c'è Filippini sulla destra, tocco è per 100. Iachini, intervento di Boscolo, riesce a disturbare l'azione del Venezia, che comunque riconquista palla. Bresciani sbaglia, anche Bresciani. È passato il primo minuto e mezzo di recupero, come avete visto 4 saranno i minuti di recupero dopo il 90°. C'è un giocatore al centro del campo che è rimasto a terra, sembra Iachini, che ha speso tantissimo. Infatti il gladiatore della squadra di Novellino si rialza, deve aver comunque subito un brutto colpo Iachini. Non ci sono altre sostituzioni a disposizione di Novellino, dunque la squadra deve portare a termine questo derby senza altri cambiamenti, mentre Zwock arriva a colpire di testa, 47° e 20 secondi, un secondo tempo davvero povero di palle gol. Alla fine le due squadre, a nostro avviso, si sono un po' accontentate del pareggio e del punticino, che fa comodo da una parte e dall'altra. Pasa di testa. Gregori controlla il pallone e può bloccarlo con le mani, mentre rivediamo la conclusione di Zwock sul lancio di 100. Zwock riesce a colpire, ma un tiro aereo di testa che non ha avuto alcun effetto. Prova il destro Bonavina, 3 minuti di recupero già passati, c'è il calcio d'angolo, forse una delle ultime speranze anche per la squadra di Bellotto, e vorrebbe mettere a segno magari il colpaccio finale, ciò che pensava di fare anche il Venezia qualche minuto fa. Il traversone, la respinta della difesa del Venezia, la palla resta al Treviso, mezzo minuto ancora di recupero prima del fischio di Rossi. Treviso che chiude in avanti, Pradella perde palla, l'intervento duro di Pasa su Filippini, calcio di punizione per il Venezia. Gregori, era stato molto preciso Rossi nel fischiare la fine del primo tempo dopo 1 minuto esatto. Vediamo se ora che è il 49° arriva, e infatti così è, arriva il triplice fischio dell'arbitro Pierpaolo Rossi di Ciampino, che ha diretto bene a nostro avviso un derby che si chiude in parità. Il Venezia non vince in casa dal 15 febbraio, quando rifilò 4 gol al Monza, poi 2-0 perse a Perugia, e arrivarono 2 pareggi, il primo con l'Ancona e poi il secondo col Torino, giunta la vittoria con l'Hellas Verona. Ora un altro pareggio in casa, il Treviso invece continua con i suoi pareggi fuori casa, deve ancora aggiungere il primo successo in trasferta per la squadra di Bellotto, ma poco importa, il campionato fin qui del Treviso è senz'altro positivo. Da Luca Fioravanti è tutto, ricordando che la prossima giornata si giocherà di sabato prima di Pasqua, sabato 11, con il Treviso che tornerà a giocare in casa, mentre il Venezia sarà di scena in trasferta a Pescara. Il Treviso ospiterà il Foggia. Da Luca Fioravanti è tutto, grazie e buon proseguimento di serata con i programmi di Telenuovo. Con una squadra, il Venezia, ad un passo dalla Serie A e con un'altra, il Treviso, ad un passo dalla salvezza, lo 0-0 era il risultato più gettonato della vigilia. Eppure il pareggio ad occhiali, maturato nel derby in Laguna, è passato attraverso strade ben più tortuose. I biancocelesti hanno saputo gestire senza particolari affanni gran parte del primo tempo, rischiando soltanto in occasione dei guizzi di Zwock e delle folate di Marangon lungo l'out di destra. Nell'ultimo quarto d'ora della frazione iniziale, il Venezia ha premuto il piede sull'acceleratore. Cossato e l'attaccante Bolzanino hanno suonato la carica, hanno confezionato buone opportunità da gol, ma si sono trovati a fare i conti con l'imprecisione o il tempismo di Mondini.
Nella ripresa il Treviso ha ricucito perfettamente la ragnatela di Bellotto, provando anche a pungere in più circostanze, e ad un certo punto Gregori, sugli sviluppi di una combinazione Bonavina-Bortoluzzi, si è ritrovato con un cubetto di ghiaccio sulla schiena. Alla fine un pareggio che accontenta tutti.